in modo che l'uva si vede meglio e prende anche più sole e matura prima. Uela, ciao ragazzi! Allora, si sta avvicinando il periodo della vendemmia e quindi adesso il lavoro che stiamo facendo all'interno dei vigneti è quello appunto di tirar via tutte le foglie, quelle vicino all'uva. Allora, abbiamo superato i 20.000 iscritti e adesso mi è venuta un'idea, nel senso che ogni volta che raggiungiamo un traguardo, quindi 30.000, 40.000 eccetera, farò un video speciale scelto da voi. Quindi se avete qualche idea di qualche video insomma che vi piacerebbe vedere nel prossimo speciale 30.000 iscritti, sempre appunto se ci arriverò, fatemelo sapere all'interno dei commenti. Ok, adesso non perdiamo altro tempo e andiamo nel vigneto. Ok, eccoci arrivati. Guardate che c'è anche l'Aria là. Sta arrivando anche lei. Aria, vieni qua. Vieni qua Aria. Ma cosa fai? Cosa fai? Vieni qua, brava. Brava Aria. Vedete là c'è il padre e lo zio che hanno già iniziato. Dove siete già passati? Qua. Quale c'è da fare? Quella a destra. Appunto hanno già iniziato il lavoro e in più il padre fa anche la mattina. Io la mattina sono in agri, quindi non posso. E niente, adesso si prosegue. Loro stanno facendo questi qui. Adesso devo iniziare appunto a fare tutta la parte più a destra. E come potete vedere l'uva è già abbastanza matura. Fra un po' appunto si inizierà a vendemmiare. E allora prendiamo tutto l'occorrente qua. Come lavoro è abbastanza semplice, bisogna solamente tirar via le foglie vicine al grappolo d'uva, come vi dicevo, e quindi niente, mi accendo anche un po' di musica, qualche podcast che intanto mi fa compagnia. Se avete qualcosa da consigliarmi da ascoltare fatelo nei commenti. Allora adesso si parte, però mi mancano ancora i guanti. Eccoli qua, boh. Adesso possiamo partire. Allora facciamo così, adesso faccio una prima parte dove vi faccio vedere velocemente insomma, perché tanto è proprio semplice come lavoro, e successivamente farò dei bei time lapse veloci e niente, ecco così. Metto un attimo la GoPro in testa così vedete meglio. Basta solamente prendere le foglie che ci sono vicino, diciamo, a dove è attaccato il grappolo e tirarle via, in modo che l'uva si vede meglio e in più prende anche più sole e matura prima. Va bene dai, più o meno avete capito come funziona qua il discorso. Adesso rimetto la GoPro sopra il treppiede e proseguo la lavorazione. Dai, basta perdere tempo. I used to bang it on the head drum. Lemon soda. Acqua, sempre buona. Allora ho chiesto su Instagram in un sondaggio se preferivate l'acqua naturale o frizzante e la maggior parte ha detto naturale. Allora facciamo la stessa cosa su YouTube, fatemelo sapere nei commenti. Io frizzante. Te zio? Io bevo quello che c'è. Che caldo. Mi metto qua, così dopo mi ricordo posso usare quello lì. Ripartiamo con il time lapse. Lo sai cos'è il time lapse? No. Quando va veloce il video in pratica. But I am sorry, it was just for fun. I used to play a little ping pong. I gotta tell you, it was just for fun. Allora bisogna stare sempre molto attenti perché adesso stavamo tirando giù le foglie appunto e siamo arrivati a un certo punto dove c'era un alveare potente. Fortuna che ci siamo levati molto velocemente e non ci hanno mica beccato, però abbiamo rischiato. Adesso vi faccio vedere se riesco a avvicinarmi un po'. Guardate quante sono. Con la GoPro vedi no? Anche se la becca non succede niente. Eccola. Capito che avete fuori brio, Han provato a beccarla? Sì. La GoPro mi sa di sì. Va buono dai, adesso riprendiamo con il time lapse.
stando un po' più attenti che ce ne sono degli altri. Ho visto una nuvola di vespe che veniva fuori a un certo momento. Fortuna che state scaltri. And here I go, catch you later. So very nice to meet your neighbor. Allora io fino adesso facevo a mani, tiravo via tutte le foglie a mani, ma il padre continua a insistere che va meglio con la forbice. Anche con la forbice, tutte e due. Sì, ovviamente una mano usa la forbice, con l'altra. Tutte e due. Se può operare anche quello della forbice, tira via. Insomma, così dice che si trova meglio. Allora intanto lui, siccome deve andare via a fare un lavoro, mi ha dato la sua forbice, quando torna ne prende su un'altra. Riprendiamo qua, adesso sono le 17:43, ho fatto 11.900 passi. Però che sono, vediamo quanti chilometri, che sono 8 km e 43. 1, 2, 3, baby, can't you see? Ok ragazzi, allora in pratica avevo finito la batteria della GoPro mentre stavo facendo il time lapse là in fondo, e dopo noi abbiamo proseguito con il lavoro. Adesso sono le 18:53, siamo riusciti a fare anche le 2 pergole, ecco, che c'erano là avanti. E niente, adesso si torna a casa. Sono abbastanza strachetto, come si dice in Veneto, stracco, fatemi sapere come si dice da voi. Si torna a casa, devo prendere su anche l'ape e la bici elettrica. Oh no! Bene dai, abbiamo tirato via le foglie oggi, abbiamo iniziato, c'è un bel po' da fare. Adesso bisogna fare il finale del video. Cosa facciamo? Fedo te? Mi fa il finale. Fai il finale del video anche tu, nonna. Devi venire qua e facciamo un cincino, dopo diciamo ci vediamo alla prossima puntata. Va bene. Va bene? Dai, facciamo il finale ora. Dai. 3, 2, 1. Cin cin. Ci vediamo, dobbiamo dirlo insieme nonna, però ci vediamo alla prossima puntata. Va bene. Ok, 3, 2, 1, via. Ci Ci vedi- vediamo. No, Ah no. devi dire, fai cin cin e dopo bisogna dire ci vediamo alla prossima puntata. E allora? Mentre guardi là, ok? Ah. 3, 2, 1, vai. Cin cin. Ci vediamo alla prossima puntata. Voilà, hai capito? Se vi piace. Se no niente.